Ragazzi, qui siamo nel treno che va da Odaiba a Tokyo e questa è una ripresa improvvisata e notturna. Possiamo vedere un po' di panorama. So qui la città, i palazzi, quello che c'è qui. Guardate. Ah, questi sono dei giardini che ci sono in mezzo a due palazzi. Guardate, bello di notte. In mezzo a questi due palazzi ci sono questi giardini. Le luci che vedete in aria non sono extraterrestri, ma è un riflesso del vetro. Vediamo un po' cosa si vede. Lì si vede la torre, laggiù in fondo piccola piccola. Vediamo un po' cosa si vede di qua. Guardate che meraviglia. A me la città piace molto, poi dipende da gente. Andiamo di qua, che qui c'è il mare, c'è il fiume. Certo, i trasporti qui a Tokyo sono veramente meravigliosi. Veramente fantastici. Ora potete ammirare il ferro, vi garba il ferro. Se vi garba, tanto ne vedetevi lastroni di ferro, quindi qui non si vede un tubo. Bene. Ah, ecco, si rivede qualcosa. Cioè bene nel senso male, però guardate, c'è la torre. Qui questo treno è ingabbiato, si capisce ormai. Forse sarà per evitare questi scontri con il traffico. Tante le volte succede qualche incidente o qualcosa. Ecco, stiamo passando praticamente sopra il ponte. No, veramente non ci posso credere, sì. Passiamo sopra il ponte. Quello illuminato. Guardate che roba. Sembra non si veda niente né di qua né di là. Però dai, io ci provo, Apprezzate l'impegno. Siamo sotto il ponte, sì. Sopra il ponte. Addirittura faremo questa curva come le automobili
così potete ammirare il ponte da vicino e tutta la città. Oh, qui è veramente bello. Sì ragazzi, è come i quartieri dove sono nato io, uguale. Sono nato in una piccola città tipo Siena. Tipo a Siena. Ecco. Qui si può guardare anche in casa della gente. Questi sono uffici. Forse qualcosa di più. Sì, l'ha fermato. Bene, ci si vede al prossimo video.